Allora, oggi siamo qua con Massimo Gallo perché ci deve raccontare e dimostrare un'esperienza che può essere utile a tutti. Ci farà vedere come fa lui questo meraviglioso marmo che in realtà ha proprio creato, immaginato. Oggi ci racconta come si fa. Cominciamo con due parole, dimmi. Dunque, si incomincia a stendere il materiale quindi sulla parete, avendo un'idea precisa di quello che si vuole realizzare. La lavorazione può essere tipica della pietra contemporanea, quindi si stende il materiale colorato, del colore quindi che si vuole fare poi il marmo, tenendo presente quelle che sono le tinte chiare che si vuole dare al marmo, quindi, e le tinte scure. Ecco, scusami. Però pietra contemporanea chiediamo obliquo e usando appunto diversi colori. In questo caso usiamo questo nero, questo bianco e questo beige. Sì, quindi sono i tre colori che oggi faremo questo effetto, questa parete effetto marmo con l'SC, il GF e il bianco. Perfetto. Poi lo compattiamo e con oggi abbiamo finito. Invece domani quello che faremo andremo a disegnare le venature. Ho capito bene? Giusto, bravo, Perfetto. perfetto. Possiamo partire? Ok, Dai, partiamo. via. Ecco, questo dettaglio è importante perché così l'artista a un certo punto parte e mette dentro un po' di colore. Cosa succede? Dunque, si parte sicuramente da un'immagine che si ha in testa o da qualcosa a cui si fa riferimento, però poi spesso succede che all'improvviso una spatolata, un effetto ti suggerisce qualche altra immagine, quindi tu la segui e quindi può darsi che alla fine, no, può darsi, sicuramente alla fine arrivi con un'altra cosa, quindi il bello forse è questo perché è in continuo evoluzione, no? Un cambiamento, quindi parti, sai da dove parti però non sai dove arrivi. Bellissimo, quindi ogni parete una diversa creazione ed è interessante che la parete ti chiama per fare un piccolo ritocco, una piccola variazione, una piccola venatura che mi immagino domani quando mettiamo col pennello sarà ancora più evidente questo. Quindi i tempi sono perfetti, Massimo. Hai Sì. fatto un'oretta, ci hai messo un'oretta a fare questa. Sì, adesso sta asciugando e si vede incomincia a perdere l'acqua, quindi a chiazzarsi le zone opache, quindi è pronto per essere compattato. Ecco, quello che vedo dal lavoro che sta facendo, certamente uno deve avere una certa esperienza già con seguito istinto, deve sapere quando è il momento di schiacciarlo, come bagnarlo. Quello che ho visto anche adesso
è che tu ancora lisciandolo sposti ancora il colore, dai ulteriori variazioni, sì, che questa è classe, insomma. Allora Massimo, abbiamo passato con l'acqua, abbiamo schiacciato, adesso è passata un'oretta e mezza, come con istinto, sempre, arriva il momento che bisogna dargli una bella lucidata. Oh Massimo, buongiorno. Buongiorno. Io sono arrivato un po' in ritardo, tu ti sei portato avanti, hai fatto un sacco di lavori. Ieri sera abbiamo lasciato che la parete era ancora bagnata, lui stamattina è venuto presto e ha fatto un cambio radicale, hai fatto dei tocchi di classe meravigliosi. Raccontami come si fa a fare queste cose. In pratica ho fatto semplicemente del colorante diluito e sono andato a creare delle chiazze, quindi delle zone dove chiaramente il marmo non è composto soltanto da due colori, ci sono delle trasparenze e quindi si creano delle velature, si creano delle chiazze. In questo modo acquista anche profondità il marmo, quindi è più d'effetto, diciamo, come lavorazione. Allora, passate altre 2 o 3 ore che tu hai lavorato, qui è lo spettacolo, no? È una parete di marmo che in natura non c'è, perché di questa dimensione trovare una lastra di marmo è davvero impossibile. Quindi Massimo, bravissimo, complimenti. Grazie. Perfetto. Allora, adesso quello che dobbiamo decidere è come finirla, giusto? Tu cosa ne pensi? Sì, si potrebbe finire con cera, con Savon d'Eau, oppure secondo me, essendo un effetto a marmo, il ipervetro potrebbe essere la scelta giusta perché riesce a dare la profondità, quindi diciamo, a completare il lavoro che è stato fatto. Ok. Quindi io la vedo, questa parete è finita, già si vede che potrebbe anche essere lasciata così, perché è totalmente traspirante, però è giusto proteggerla, no? Quindi con la cera gli diamo un certo tipo di protezione, diventa idrorepellente, naturalissima e traspirante, quindi avremmo un marmo totalmente traspirante come è in natura, no? Ma noi qui vogliamo andare oltre perché vogliamo fare anche una protezione veramente duratura, possiamo vederlo che ne so, in una hall di un albergo, quindi dobbiamo iperproteggerlo e allora mettiamo ipervetro. In questo caso per mettere ipervetro dobbiamo però prima prepararlo e quindi diamo una mano o 2 mani di vetro diluito 1,8, quindi 8 parti di acqua, una parte di vetro, in modo che blocca completamente dall'interno, quindi diventa totalmente impermeabile la parete. Buongiorno a tutti. Siamo ritornati, la parete è asciutta, vetro ha fatto il suo dovere, non si vede perché era molto diluito, adesso, visto che siamo esagerati,
vogliamo mettere, ci piace esagerare, mettiamo ipervetro su questa meraviglia di marmo. Ipervetro è qua che ci guarda e che ci aspetta. Ecco qua, abbiamo le due lattine, questa è la componente liquida che si mescola dentro la componente solida. Puoi partire, Massimo, che prepariamo il prodotto per l'applicazione. Questo prodotto, ricordiamo, una resina epossidica bicomponente che possiamo usare per almeno un'ora, quindi adesso lui la mescola, poi per un'ora la può tranquillamente applicare. Adesso vediamo come. Ecco, adesso è ben mescolata. Di solito ci vogliono almeno 3 minuti per mescolarla molto bene. È importante questa fase perché le due componenti messe assieme cominciano a catalizzare, quindi a creare quella reazione chimica che poi dà quell'effetto totalmente trasparente e vetroso e quella solidità che ci permette di applicare il prodotto in verticale. Direi che adesso è pronta, possiamo partire con l'applicazione, vediamo. Spettacolare, ti vedo proprio che il tuo riflesso appare come passi la spatola, è incredibile, bellissimo. No, comunque bisogna darlo un pochino abbondante che scivola meglio, lo senti come suona bene, bello silenzioso. Sì, in effetti il suono può essere anche un'indicazione di quanto materiale mettere, quindi sulla spatola. Perfetto. Ecco, poi per quanto riguarda i consumi, qua lo vedo, quello lì è 1 litro e credo che questi saranno 8 o 9 metri quadri. Penso che con 1 litro ne avanzerà ancora un bel po', quindi possiamo dirlo, su una parete liscia come questa il consumo è sicuramente superiore a 10 metri quadri per mano. Ovviamente se facessimo un prodotto, un muro più a rilievo come una pietra spaccata o addirittura uno zen, lì i consumi salgono radicalmente perché dobbiamo andare a riempire le fessure. Quindi per esempio con zen, con 1 litro si possono fare 4 metri quadri con una mano. Quindi dipende dal tipo di superficie che andiamo a proteggere, a finire. Comunque veramente questa parete è emozionante, bravo, bravissimo Massimo. Mamma mia, uno specchio questo ipervetro, incredibile. No, a parte gli scherzi, veramente adesso, cosa dici Massimo? Fine del mondo, eh? Sì, adesso abbiamo un problema con i vetrai. Esatto. Facciamo con i onesi, con i vetrai. Oggi con i vetrai è un problema. No, comunque niente, qui abbiamo dato una mano, ci siamo accorti che vale la pena darlo un po' abbondante, che scivola meglio, si può dare la seconda mano e proprio uno avesse fatto un danno, si può sempre poi carteggiare e riprendere in una seconda fase. A questo punto abbiamo finito, giusto? Sì, il lavoro è completato, quindi speriamo possa essere, ecco, l'obiettivo possa rimanere quello di essere utile a qualcuno che possa stimolare a tutti i pittori creativi qualcosina di positivo, possa essere d'aiuto appunto come stimolo. Bene, andare in questa direzione sempre di maggiore creatività per cogliere questa rivoluzione del momento, di questa
decorazione, di questa voglia di fare cose un po' particolari. Naturalmente sempre con Segui il tuo istinto. Perfetto. Grazie a tutti, se ci avete seguito fin qua, e appunto speriamo che possiate fare degli ottimi lavori con questo prodotto.